Italia Football Club. Una volta lo spiedo era esclusiva della nobiltà, lo si trovava nei banchetti degli aristocratici, non solo in occasione delle battute di caccia. I poveri contadini invece potevano permettersi la carne nei rari giorni di festa. Il secondo dopoguerra ha visto l'arrivo di un certo benessere e lo spiedo è diventato accessibile a tutti, ma non ha perso quel gusto particolare di festa, di gioia nello stare insieme. Lo spiedo veneto deve essere cotto per almeno 5-6 ore. Selezionare e preparare le carni diventa quasi un rito. Lo spiedo è la tradizione di questo territorio. Si infilza della carne, si preparano tutti i pezzi. Io metto del vino, dell'olio, un po' di limone, lo lascio là 2 giorni che si maceri un po'. Viene cucinato solo col calore, non con le braci. E si va avanti per 5-6 ore.